Storica nella quale si è dato il via a un progetto In campo per difendere il CUP e il diritto allo studio, ma soprattutto un presidio di cultura ed anche di economia. Sono le associazioni studentesche Vivere Ateneo, Vivere Polo di Agrigento e RUN, che stamani hanno indetto un'assemblea generale per discutere sulla paventata chiusura del polo e sui problemi che in quest'ultimo periodo hanno fatto temere la chiusura del CUPA per via della mancanza di fondi da parte dell'ex provincia regionale, a seguito dei tagli operati dopo la loro soppressione. Chiediamo appunto delle risposte, vogliamo che il nostro polo non chiuda o comunque che questa questione venga attenzionata da più persone possibili, perché non è ammissibile andare contro un diritto quale lo studio. Chiedo a tutta la deputazione agrigentina, a coloro che svolgono del ruolo apicale, appunto di impegnarsi, di unirsi e trovare appunto delle risposte concrete per salvare questo il polo. All'assemblea, aperta anche ai rappresentanti istituzionali e le forze politiche, ha preso parte anche il vicepresidente regionale Mariella Lobello, che nei giorni scorsi aveva indetto un vertice a Palermo. Siamo qui per ribadire la volontà del Presidente Crocetta e mia personale nel doppio ruolo, per dire che la volontà è quella di fare in modo che il CUPA non chiude. Abbiamo la necessità per far questo di destinare parte delle risorse che vanno alle province regionali proprio all'istruzione e quindi al consorzio universitario. La Regione, per voce dell'assessore Lobello, si è impegnata a vincolare delle somme che andranno alla provincia, oggi libero consorzio, in favore del CUPA. Probabilmente queste somme non saranno sufficienti, comunque quanto serve? Sono sempre 800.000 euro che mancano? No, per ora mancano 800.000 euro della provincia, oggi con libero consorzio, e 50.000 euro della Camera di Commercio, perché noi abbiamo avuto il recesso di 2 dei soci fondatori. E quindi diciamo, in questo momento allora, solo per un atto di responsabilità del Presidente e del Consiglio d'amministrazione, il direttore amministrativo, il consorzio non è stato messo in liquidazione, come pure qualcuno aveva scritto sui giornali. Cioè non perché noi non sapessimo giuridicamente quello che dobbiamo fare, ma proprio perché io mi sono molto fidata dell'assessore Lobello, so quanto l'assessore e anche la deputazione sia nazionale che regionale tengono al consorzio. Presente anche il prefetto Nicola Diomede, che aderisce all'ipotesi avanzata dal ministro Alfano per salvare il CUPA. L'interrogativo fondamentale è trovare una strada, un percorso non facile di sostegno innanzitutto in questo momento forse economico, poi come ebbe a dire il Ministro dell'Interno all'inaugurazione di questo auditorium, la figura di Livatino, anche una specifica progettualità o specificità di questa struttura di carattere universitario. Aspettiamo adesso un attimo cosa rappresentanti del governo regionale, dell'amministrazione provinciale diranno nel corso di questa assemblea e vediamo se ci sono degli spiragli per un futuro.